Cari telespettatori, ben ritornati con noi, buon anno a tutti quanti. Riprendiamo le produzioni fresche con i problemi vecchi, ovvero riprendiamo vecchie questioni che purtroppo non hanno trovato soluzione, ma anzi aggravamento. Nuove idee, nuovi propositi, vediamo cosa succederà. Il tema è quello dei migranti. Queste persone che arrivano disperate con grandissime aspettative, molto probabilmente, e con tanta speranza nel nostro paese, che però si trovano ad affrontare delle situazioni inimmaginabili. I nostri concittadini che ugualmente devono condividere a volte spazi, situazioni e anche contingente inimmaginabili. Gli amministratori del territorio che a volte non sanno veramente cosa fare. Politiche governative che non sono state soddisfacenti, non hanno rispettato le aspettative, poi secondo anche molti giudizi effettivamente l'esito del referendario è stata a volte una protesta anche nei confronti di queste situazioni che si sperava trovassero una soluzione. Il ministro Minniti forse qualcosa di più sta facendo? Punto di domanda, probabilmente sì, un accordo intanto sembra essere stato trovato, almeno così si auspica, con la Libia, vedremo quel che succederà. Questo è il tema odierno. Prima però di presentarvi i nostri esperti, i nostri interlocutori, gli ospiti di questa serata, come sempre andiamo a dedicare il nostro spazio introduttivo alle problematiche dei tantissimi pensionati, che invece per fortuna questa volta molte hanno trovato delle soluzioni, quindi dei soldini in tasca ai pensionati sono arrivati a coloro che naturalmente si sono rivolti agli uffici e hanno fatto verificare la propria posizione pensionistica. E allora spazio con l'anteprima dello CGIL, a tra poco.